Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi vi parliamo dell'Accademia della Logistica e del Mare. ITS Marco Polo apre una nuova sede dopo quella di Venezia a Rovigo. Una giornata importante per raccontare quello che è una formazione sempre più ricercata, ma soprattutto per farci conoscere i laboratori ipertecnologici che hanno realizzato proprio in questa nuova sede di Rovigo. Ne abbiamo parlato insieme al presidente dell'ITS Marco Polo, Damaso Zanardo. Rovigo oggi diventa la sede dell'ITS, diventa all'interno di una grande operazione di recupero e questo si sposa come quando noi cerchiamo di fare progetti che siano anche ecosostenibili. Noi siamo venuti qui nella sede del CENS a fianco dell'università portando i nostri alunni a interloquire anche con il mondo universitario. Qui oggi noi abbiamo inaugurato un laboratorio tecnologicamente avanzato perché al di là della formazione di cosa vuol dire trasportare, tracciare, la spedizione eccetera, di fatto il tema sarà svolto in maniera inversa, cioè l'azienda che tipo di prodotto ha, che tipo di volumi ha, che tipo di rete distributiva ha. Partiremo a costruire il magazzino ideale, quindi abbiamo unito ingegneria gestionale, architettura e poi movimentazione e trasporto delle merci. Questo è un laboratorio importante dove abbiamo investito 320.000 euro dei fondi PNRR. Perché scegliere Marco Polo Academy ed in particolare il corso di Rovigo? La logistica è una parte importante dell'economia di questo paese e soprattutto è un'economia che si deve evolvere per raggiungere gli stessi livelli che hanno paesi come la Spagna, la Francia, la Germania e non per ultima la piccola Olanda. ITS Marco Polo è uno degli ITS che vuole colmare questa lacuna. Rovigo, che è la parte sud del Veneto, oggi si trova in un momento di rinascita infrastrutturale, i collegamenti con Verona, la direttrice Bologna, la direttrice Venezia, in più l'interporto e soprattutto in un progetto dove le aziende sempre più andranno verso dei bilanci di sostenibilità, c'è l'opportunità dell'idrovia. Questo è un progetto importante che può vedere la centralità di Rovigo spingersi, ma nel frattempo Rovigo sta investendo molto in logistica tradizionale, oltre alle imprese stanno nascendo siti logistici e quindi l'ITS Marco Polo ci ha creduto e già 3 anni fa venne qui a Rovigo. La logistica è strategica oggi ed in particolare anche a Rovigo. Perché? La logistica influisce nei bilanci delle aziende mediamente al 7%, quindi il 7% di quello che è la voce fatturato di un'azienda è una quota molto importante. C'è dalla fornitura, appunto come dicevo, dei carburanti alla fornitura dell'ultima bustina di medicinale che deve giungere a casa. Anche il tema della sanità è un tema dove la logistica la fa da padrona, sempre di più ci dimettono più velocemente, sempre di più abbiamo bisogno di un'assistenza domiciliare, la logistica è la base. Siamo diventati un po' più attenti sul tema della logistica perché il Covid ci ha relegato nelle case e abbiamo dovuto imparare, collegandoci a qualche app, a diventare praticamente un po' tutti logistici. Da quel momento c'è stato un balzo culturale avanti della conoscenza del ruolo della logistica. Oggi il Paese lo deve calmierare, cioè lo Stato deve decidere per alcune cose importanti, tra cui la formazione. L'ITS servono per questo. Siamo orgogliosi come amministrazione comunale di questa opportunità che viene data ovviamente a tutti i giovani del territorio, ma ci auguriamo che ovviamente la nostra città diventi attrattiva anche per i giovani fuori provincia. Rovigo ha una vocazione sicuramente logistica non solo nel territorio del comune ma anche nel territorio della provincia. Quindi speriamo che questo sia un primo passo perché è già dimostrato dai numeri che oltre il 90% di chi frequenta gli ITS poi riesce a trovare un inserimento diretto nel mondo del lavoro. Quindi certo le università classiche sono importanti, ma è una riflessione che molte famiglie e molti giovani devono fare, che a volte il proprio talento lo si riscopre in professioni che magari qualcuno pensa marginali, ma che in realtà danno l'opportunità di diventare veramente il braccio destro o il braccio sinistro anche di grandissime imprese. Abbiamo chiesto al vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo perché hanno scelto di sviluppare questo progetto e sostenerlo economicamente in un territorio così strategico come quello di Rovigo. Per noi educazione e formazione sono due elementi estremamente importanti, vorrei dire strategici per questo territorio. La nostra fondazione assegna
una parte importante dei propri fondi proprio a queste linee di intervento. In particolare, se vogliamo, gli ITS sono, tra le varie forme di attività educativa formativa, sono quelle che hanno probabilmente maggiore impatto sul territorio, perché i giovani che ne escono trovano più facilmente il lavoro e possono dare anche un sostegno al mondo delle imprese che oggi ha bisogno di personale qualificato. Quindi mi pare che sia veramente il contributo giusto, idoneo da dare a un territorio come quello del Polesine che ha voglia di crescere. Il valore aggiunto è cominciare a dare un'identità e anche una sorta di strategia industriale al territorio. La logistica è stata negli anni e ci auguriamo sarà sempre di più parte fondamentale di questo territorio. Per costruire l'industria occorre partire dalle basi e le basi sono necessariamente la formazione, di cui l'ITS è ovviamente una parte fondamentale. Rovigo e la provincia di Rovigo stanno crescendo moltissimo, soprattutto nell'ambito della logistica, dove moltissime aziende hanno trovato la loro sede. Abbiamo voluto chiedere appunto come sarà il futuro di questo bellissimo territorio al presidente della provincia, Enrico Ferrarese. È certamente quello della logistica e della logistica nel nostro territorio è un tema centrale in questo momento. È chiaro che occorre lavorare sulla qualità dell'insediamento e poi soprattutto, visto che parliamo di formazione, riuscire a centrare l'obiettivo di coniugare una buona formazione finalizzata ad una più specifica e migliore attività anche e soprattutto nell'ambito della logistica, senz'altro potrebbe migliorare anche l'insediamento della logistica stessa. Un importante percorso di alta formazione, per questo abbiamo voluto ascoltare i veri protagonisti, gli studenti che stanno vivendo questa bellissima esperienza. Al corso ci sono arrivato un po' per caso in realtà, perché venivo da un percorso universitario stagnante in cui mi ero fermato a qualche esame alla laurea. E nel frattempo ho iniziato, per mantenermi gli studi, un percorso lavorativo presso un'azienda come magazziniere. Avendo scoperto un corso della logistica ho detto forse il mio percorso è quello della logistica e quindi ho voluto provare a iscrivermi a questa nuova scuola. Mi è piaciuto l'approccio per il pragmatismo, non si perde tempo come si fa spesso sia a scuole superiori sia all'università con dimostrazioni matematiche o quant'altro, cioè si spiega ciò che serve, perché serve e fine. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi, la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. Nel prossimo servizio vi racconto di un progetto dedicato all'inclusione sociale, si chiama l'Accademia e ha visto protagonisti 16 ragazzi che hanno avuto l'opportunità di imparare un lavoro bellissimo, quello dell'hairstylist. E noi andiamo a raccontarvi questo percorso insieme ai protagonisti, lo facciamo subito iniziando con Mara Mascagno, che è presidente della Ronda della Carità, alla quale abbiamo chiesto qual è il ruolo proprio di questa importante associazione. La Ronda della Carità è un'associazione presente sul territorio veronese da circa 28 anni che si occupa delle persone senza dimora in stato di grave marginalità sociale, in particolar modo andandole a incontrare lungo le strade, in primis donando loro coperte e cibo la sera, per poi aver ampliato la propria offerta servizi negli ultimi anni con altri servizi sia di soddisfazione dei bisogni primari sia di reinserimento sociale. Si chiama Ida Maria Fuga, la CEO di Emsibet, società benefit, che ha ospitato nella sua accademia questi giovani, alla quale abbiamo chiesto che cosa hanno imparato in queste ore di accademia. Questo progetto è nato casualmente nella prima fase sperimentale, infatti consegnando delle coperte alla Ronda della Carità ho conosciuto Alberto Sperotto e da lì nel 2021 abbiamo fatto la prima formazione proprio nella Ronda della Carità.
Da lì ci siamo strutturati, abbiamo organizzato meglio anche psicologi, perché naturalmente nella fase sperimentale qualche adattamento di culture diverse c'è stato, e quindi adesso abbiamo strutturato il progetto con il patrocinio del Comune di Verona, la Ronda della Carità naturalmente, la cooperativa Il Ponte che ci ha dato supporto e One Bridge 2 che ci danno anche supporto per il tirocinio, tutte le varie attività. Questo progetto noi nell'arco di 5 mesi, facendo dei corsi la domenica, prepariamo ragazzi che sono stati rispetto a una volta selezionati, quindi sono stati tutti colloqui preventivi per vedere le attitudini, comunque anche la potenzialità di potersi esprimere nel mondo dei capelli, quindi la parte artistica e di lavoro dei capelli. E in questo caso poi abbiamo iniziato i corsi. Quest'anno abbiamo iniziato a gennaio, finito a maggio, hanno fatto un piccolo esame, insegniamo proprio la base, però sono il minimo per poter cominciare a prendere pratica con questo meraviglioso lavoro del quale sono nata e che continuo a portare avanti. Quindi li abbiamo formati sull'accoglienza, come si fa uno shampoo, una diagnosi per fare il giusto shampoo, l'applicazione del colore, un po' di colorimetria e la tecnica di piega base. Naturalmente i saloni che accoglieranno questi ragazzi poi dovranno dargli tutta l'istruzione naturalmente pratica all'interno del salone. Che cosa fa un professionista dell'hair care e soprattutto il benessere dei capelli non è solo una questione estetica. Di questo ne abbiamo parlato insieme a Marco Vesentini, che è consulente dei saloni Ensibet. Un consulente per un'azienda cosmetica cerca di creare e agevolare il business in questo caso dei parrucchieri, quindi fornendogli, al di là di un prodotto di qualità che richiede il mercato assolutamente, ma anche tutto quello che è lo sviluppo del business stesso, quindi quello che il prodotto può dare a livello di fatturato e di valore del posizionamento del salone. È il momento di incontrare anche i professionisti, gli imprenditori che hanno voluto accogliere questi ragazzi usciti dall'accademia, e nel salone C'era una volta hanno scelto proprio di renderli protagonisti. Abbiamo chiesto proprio al titolare per quale motivo ha deciso di inserire queste nuove figure e soprattutto che valore aggiunto hanno portato nel loro salone. Ti dico, anch'io sono cresciuto così, per cui si può dare un valore chi voglia lavorare, una professionista come me. Tempi adesso è molto difficile per crescita e tempi adesso momenti anche difficili, per cui mi sembra un obiettivo questo per crescere e dare un valore per un ragazzo. Un'altra imprenditrice che ha creduto in questo progetto è la titolare di Acconciature, Donatella, alla quale abbiamo chiesto quanto il lavoro dell'hairstylist è richiesto in questo momento, ma soprattutto se ritiene che questo progetto possa essere anche un modo per scoprire nuovi talenti. Diciamo che questo progetto lo condivido pienamente, perché comunque porta dei ragazzi che non sono inseriti già nell'attività, per cui partono da zero e vengono a conoscere un mondo nuovo, e per cui arrivano giovani che hanno modo di verificare che in questo lavoro le possibilità di attuazione e la realizzazione di sé, della propria vocazione, del proprio talento può essere scoperta su vari piani, che può essere il piano artistico, il piano dei social, il piano della comunicazione, il piano dello sviluppo della manualità, per cui hanno modo di vedere e di sperimentare questa cosa. Abbiamo chiesto a Valentina Bortolaso, hairstylist, come è venuta a conoscenza di questo progetto l'Accademia e soprattutto se lo consiglierebbe ad altri colleghi imprenditori del settore. Ho conosciuto questo progetto Ensibet grazie a questa collaborazione che da un paio d'anni abbiamo iniziato con l'azienda. È stato un progetto accattivante, soprattutto perché eravamo alla ricerca di una collaborazione per il salone, e quando mi è stato comunicato che c'era nell'aria quest'idea di mettere in piedi un progetto così grande, così bello, abbiamo deciso di interessarcene, e così è iniziato tutto.
Si chiude anche questa puntata del Lavoro a 360 gradi. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, puntuali per raccontarvi novità e curiosità dedicate al mondo del lavoro. Non mancate, perché io vi aspetto.